Nel giorno di San Valentino, il giorno dedicato all'amore, non possiamo non ascoltare qualcosa di poetico, qualcosa che arriva dall'animo, e sono in compagnia con Don Domenico Orifici, conosciutissimo poeta, giornalista e scrittore di tantissime poesie. Caro Domenico, cos'è l'amore? Così. L'amore. L'amore è qualcosa di indescrivibile. L'amore nasce dal cuore, senza, non è cercato, l'amore è spontaneo, l'amore è qualcosa come un vulcano che esplode e diventa una sola cosa, ecco, l'amore diventa poesia. E tu di poesie dedicate all'amore ne hai scritte veramente tante. Ne ho scritto diverse poesie all'amore. Ne ho scritto una che ho letto questa sera, che mi rifaccio ai tempi passati, quando alla fidanzata si scrivevano letterine, oggi scrivono, si mandano pensierini, si mandano messaggini. Rifacendo al passato ho scritto una poesia che ritorna ai tempi della gioventù. Allora, caro Domenico, se ti fa piacere, la regaliamo a tutti i nostri telespettatori, a tutti i nostri follower di Bella Sicilia che ci seguono da tutto il mondo. Leggo subito allora. Carissima zita, ti scrivo sta lettricella stamattina per te completare le mie gioie e le mie pene. Te ne resiste tanto un talo cuore mio che davanti vivo sempre a tia. Annisciuta da scuola ti volessimo parlare, ma le amme si mettono a tremare, a battere le denti con tutto angolaro e lo cuore più forte in un mortaro. Mi giro e mi rigiro in te coperte, ma vivo sempre a tia con le occhi aperte. E con tia sempre, allo cospetto, faccio dell'avvenire lo progetto. Oh, zititta mia, per dire della vita la mia via, i compiti non saccio fare più, perché testa mia ci sei tu. A scuola non sanno che pensare, se non hai testa o voglia di studiare. Note si mettono a mannare e mio padre mi minaccia di mannare mazzappare. Se mia mamma mi manna per le spese, mi perdo per le strade del paese. Mi scordo delle cose da accattare e a mia mamma la faccio disperare. Penso che se avesse a tia al lato a mia, ritrovasse della vita la mia via. Ecco tia al lato a mia, la nostra vita fosse una poesia. Caro Domenico, qua ci vorrebbe un grandissimo applauso, ma è quello che chiediamo ai nostri follower di Bella Sicilia, di commentare, di scrivere, di lasciare un like a queste bellissime parole. Ma prima di lasciarti, Domenico, io vorrei da te un consiglio, un messaggio da dedicare ai giovani relativo all'amore, relativo a questa giornata. Guardate, l'amore è una cosa seria. L'amore è rispetto anche per l'altra persona. Gli uomini devono rispettare la loro altra metà, la loro metà, non ammazzare, così come ogni giorno sentiamo. L'amore deve unire, l'amore unisce, l'amore è qualcosa che va sempre alimentato nel cuore. E alimentandola, cioè la vita deve essere sempre proprio condita dall'amore. E la donna va rispettata, non ammazzata. Caro Domenico, grazie per questo messaggio e buon San Valentino a tutte le persone che si vogliono bene. Grazie.